A Jesolo è partito il conto alla rovescia per l'avvio delle numerose iniziative natalizie che dal 30 novembre al 6 gennaio porteranno un'atmosfera magica in tutta la città, dal lido fino al paese, con eventi nuovi e anche con quelli più conosciuti e amati come il Sand Nativity, ormai esportato e apprezzato anche fuori dal litorale. Sì, quest'anno abbiamo deciso di esportare nuovamente il nostro presepe di sabbia, Jesolo Sand Nativity, e quest'anno andremo a Matera, capitale europea della cultura, e quindi il nostro Jesolo Sand Nativity è un'opera culturale e abbiamo deciso di portarla appunto a Matera. Verrà inaugurata il 6 di dicembre, mentre il nostro Jesolo Sand Nativity a Jesolo verrà inaugurato il 7, quindi il giorno successivo. Gli eventi sono tantissimi, abbiamo ovviamente il consolidato Jesolo Christmas Village che quest'anno si amplia ancora di più, quindi con ancora più casette. Il paese di cioccolato che quest'anno si è spostato in piazza Casabianca. Poi abbiamo una fattoria di Natale dal 14 di dicembre fino al 30 di dicembre con animali, con laboratori, pastori, quindi anche la possibilità per i bambini di potersi avvicinare e conoscere la parte più naturale e più simpatica, ecco, del Natale. E poi la novità che è il Paese delle Luci, quindi a Jesolo Paese ci saranno tutta una serie di attrazioni legate alle luci, alle lucine LED, e vi invitiamo a venire ogni sabato alle ore 18 per vedere appunto queste magie di luci, anche grazie a dei giocolieri, degli artisti, dei trampolieri, dei ballerini, quindi veramente molto molto simpatica come cosa. Tanti eventi dunque adatti ai grandi e anche ai piccini, il tutto grazie alla sinergia tra istituzioni, enti e mondo del commercio. Diciamo che l'amministrazione fa il suo, però il primis i commercianti, i primis le associazioni, i primis il gruppo di lavoro. Si è creata una famiglia, io chiamo una famiglia, che in questi 4 anni da un piccolo villaggio siamo arrivati a 7 eventi che portano sia, come dicevi te, dal paese al Lido, e la collaborazione anche con Itaca che fa questo treno magico, diciamo, sono 2 treni che portano dal paese al Lido gratuitamente queste persone, i cittadini e i turisti, lasciando anche la macchina in parcheggio e girando senza impegno tutti quelli che sono i nostri 7 eventi. Jesolo Christmas Village è magia pura e atmosfera natalizia. Orgoglioso di sé, Babbo Natale si ritiene fortunato per aver trovato il posto perfetto in cui cresce e si espande lo spirito natalizio. Jesolo.